Governatore Fedriga, la manovra ha introdotto anche un progetto pilota per la sicurezza dei minori. Di che cosa si tratta? Sì, l'abbiamo ribattezzato emendamento Bibbiano perché serve proprio evitare che si ripetano casi come questo. Vuol dire che i colloqui fatti a minori saranno videoregistrati e mandati quindi non soltanto un verbale scritto, ma anche realmente quanto avvenuto durante l'intervista con minori alle autorità inquirenti. Non potranno più ripetersi, se questo progetto diventerà consistente e diffuso, casi come quello di Bibbiano, dove viene falsificata la realtà e vengono distrutti bambini e famiglie. Devo dire però, e voglio rimarcare, quanto mi dispiace che non tutta l'Aula abbia votato a favore. Penso che l'astensione del PD abbia una responsabilità enorme, perché su questi temi sarebbe stato il caso di far vedere l'unità di tutte le forze politiche quando si tutelano i bambini, non ci sono colori politici, e invece se si astengono è una cosa gravissima. D'altra parte il fatto positivo è che siamo la prima regione in Italia ad intervenire su un tema come questo e ne vado orgoglioso e spero che altre regioni possano prendere questo esempio.